Tre agenti della casa circondariale di Padova sono stati aggrediti e feriti da un detenuto straniero. Lo rivela la FNS CISL del Veneto, spiegando che gli agenti stavano accompagnando l'uomo in infermeria quando improvvisamente si è scagliato contro di loro, procurando ferite poi curate dal personale medico. Poche ore dopo la polizia penitenziaria è dovuta intervenire per fermare una rissa tra due fazioni opposte di detenuti e si è data grazie all'intervento e la mediazione del direttore dell'istituto. I due episodi, sottolinea il sindacato, evidenziano la grave situazione in cui verte l'istituto patavino, che non si differenzia molto da quello degli altri istituti della regione. Sono strutture inadeguate con sovraffollamento, dove emergono disturbi psichiatrici dei detenuti, le risorse umane sono risicate e la concentrazione di soggetti riottosi, con la mancanza di sezioni idonee a contenerli, è frequente. Sono solo alcune, queste, le più gravi criticità che il personale in servizio a Padova affronta quotidianamente. Più volte abbiamo chiesto, sottolineano i rappresentanti dei lavoratori, in tutte le sedi possibili, ad amministrazione e istituzioni, di attuare strumenti che aiutino concretamente il personale di polizia penitenziaria ad operare in maggiore sicurezza.